colline di Conegliano Valdobbiadene, le colline del Prosecco, sono state candidate a diventare patrimonio dell'UNESCO, quindi un territorio unico, straordinario, di una bellezza incredibile, e oggi si è parlato di questo. Sì, è stato fatto il punto della situazione, visto che dal fine febbraio 2017 appunto le colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore sono ufficialmente candidate dal governo italiano a patrimonio UNESCO. È un'opportunità, una candidatura che riconosce soprattutto il lavoro di molte generazioni che hanno come dire, disegnato questo territorio e lo hanno reso un territorio unico, meritevole appunto della candidatura. E attorno a questa straordinaria bellezza si è creata anche una partnership per promuovere tutto questo, vero? Beh, diciamo che il nostro lavoro come sommelier è quello di raccontare un territorio, raccontare un vino, raccontare le storie degli uomini che sono regolarmente dietro queste produzioni. E oggi il consorzio e tutto il sistema della comunità del territorio ci dà una grande occasione, un grande motivo per raccontare qualcosa di più, per cui dobbiamo essere semplicemente grati al lavoro che il consorzio e tutte queste strutture hanno fatto per arrivare a questi risultati. Infatti i sommelier non sono soltanto quelli che raccontano il vino nel calice, ma sono anche quelli che sono in grado di raccontare un paesaggio. Infatti siamo prossimi ormai ad un evento importantissimo per AIS Veneto e per il consorzio. Di che cosa si tratta? Beh, diciamo che grazie all'impegno del consorzio Conegliano Valdobbiadene di UCG siamo riusciti finalmente a mettere a punto un concorso a tema, un trofeo vero e proprio, che si terrà in occasione di Vino in Villa il 20-21 maggio. In quell'occasione i nostri ragazzi provenienti anche da diverse zone d'Italia potranno confrontarsi su questa zona e magari confrontarsi anche sul paesaggio, non solo sul vino. Potrebbe essere un buon motivo anche, come dire, per ampliare la gamma, diciamo, delle attività concorsuali, delle prove. Perché no? Lancio l'idea al Presidente. Quindi aspettiamo tutti a Vino in Villa, quando sarà? Allora, la Vino in Villa si svolgerà il 20, 21 e 22 maggio. La domenica del 21 maggio presso il Castello di San Salvatore a Susegana ci sarà la presentazione della nuova annata del Prosecco Superiore. Credo che sia un'opportunità, soprattutto grazie a questa collaborazione con l'AIS, affinché nel bicchiere non si metta un prodotto inteso come spumante, ma una cultura, un frutto di un lavoro culturale, di un territorio, di un paesaggio, di persone. Non dimentichiamo che Conegliano Valdobbiadene rappresenta 3.000 viticoltori, 184 aziende spumantistiche, oltre 5.000 addetti, proprio per rappresentare che dietro a un prodotto che si chiama Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene c'è un territorio e soprattutto ci sono persone. Bene, allora vi aspettiamo tutti a Vino in Villa per raccontarvi tutto questo. Grazie.